Bene, tocca a me, credo, prendere la parola per salutare tutti e ringraziare ovviamente anzitutto i nostri due ospiti relatori in ordine alfabetico, Guido Candiani e Luca Lobasso, e l'autore che è il colpevole di questa nostra riunione alle 5:30, con una bella giornata di sole almeno a Roma, è doppiamente colpevole, comunque non avrebbe può fare una bella passeggiata. Presentiamo, questa è organizzata dalla Fondazione di Storia Onlus di Vicenza. Porto i saluti del presidente, il dottor Paolo Scarone, che non può essere presente, e anche dei vicepresidenti che si scusano, e quindi apro io le danze come coordinatore del comitato scientifico della Fondazione. Oggi discutiamo questo libro di Walter Pancera, e ringrazio ancora Walter per averlo scritto, L'acqua giusta, il sistema portuale veneziano del XVIII secolo, e discutiamo con due relatori esperti di porti, di navigazione, di navi, di traffici marittimi e non solo, ovviamente. Per la Fondazione questo è tornare ancora una volta su un tema che è stato, come si sarebbe detto una volta, nella mission della Fondazione. La Fondazione è nata come istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa, fondata da Gabriele De Rosa, e che aveva come prima mission quello di studiare anche il territorio, di studiare le dinamiche non solo religiose ma sociali, come c'è scritto nell'intestazione, Istituto di ricerche sociali, storia sociale e religiosa, di sociale, religiose, economiche, culturali del territorio veneto. Questo libro entra appieno in questa missione della Fondazione, ed è un libro, io non sono esperto di storia veneziana, ma che mi sembra... Non ti sentiamo più, Marcello. Marcello, non ti si sente più, ti sei bloccato. Innovativo. Poi, mi sentite? Sì, con difficoltà, sì, ora sì. Ecco, scusate, tengo il microfono. Ecco, scusate, voglio dire, questo libro entra pieno, come ho detto prima, in una delle linee fondanti del vecchio istituto, ora Fondazione di Storia Onlus di Vicenza, ed è un libro, torno a dire, non sono io esperto di storia veneziana né di storia marittima, ma mi sembra un libro, e sentiremo i pareri dei due amici relatori, è un libro di aspetti fortemente innovativi. Qui si studia non i grandi traffici, non i traffici, si studia il funzionamento del porto veneziano con tutte le sue difficoltà. E lo dice molto bene Walter in un paio di passi che ovviamente ora non trovo più, che avrei voluto citare. Dice: qual è il senso di questo libro? Non è appunto sulla grande tradizione degli studi ai traffici marittimi, la grande storiografia europea degli anni 50-60, ma anche precedente. Non è un libro che va su questa via, è un libro che spiega esattamente quali siano i meccanismi di funzionamento del porto veneziano, con tutti i suoi problemi, cominciando da quello ovviamente dei bassi fondali, della difficile navigazione nel bacino lagunare. Ecco, l'acqua giusta. Alle volte troppo, alle volte meno, come già dicevano nel XVII secolo tutte quelle inchieste che Walter ha studiato così con grande attenzione. Il problema è l'acqua giusta. Mi sembra che a Venezia mai titolo, come dire, non c'è altro titolo più esplicito per dare il senso, in fondo, di uno dei temi che chiunque sia trovato ad affrontare la storia del porto veneziano ha dovuto ovviamente tenere presente. E quindi ringrazio ancora Walter per questo libro, per averlo scritto. Dico che tra l'altro è un libro con delle pregevolissime figure, lo dico con la riproduzione che vanno ovviamente dalle classiche rappresentazioni del bacino a rappresentazioni invece appunto a mappe che ci fanno capire esattamente le difficoltà di chi ha dovuto gestire il porto veneziano. E poi posso aggiungere una nota di amicizia personale, non è di amicizia, è un libro che niente. Marcello, non ti abbiamo sentito, non ti abbiamo più sentito. Ecco, adesso. Ora mi sentite?
sia in collegamento, Marcello, che ogni tanto è un po' ballerino, però adesso ti sentiamo. Sì. Ecco, ora adesso mi sentite? Sì, Ecco, chiudevo dicendo che è un libro che ho letto come dire, con grande piacere, non solo per il tema, ma per il modo per la novità, insomma, ma per la scrittura. È un libro che tratta un tema che sarebbe stato arduo raccontare e che si legge molto piacevolmente, anche con qualche poi come dire, cenno al presente. Ecco, questo probabilmente il volume nasce anche dalle vicende. Certamente l'acqua del novembre scorso non è stata giusta, insomma, tante volte negli ultimi anni l'acqua è stata giusta, ma si vede che il tema nasce da una riflessione sul presente, ma questo è un libro che ci aiuta a riflettere anche proprio sul presente. Quindi qualche accenno che alle volte può essere leggero, alle volte meno leggero d'altro, la situazione presente in realtà ci aiuta a capire meglio il progetto di ricerca di Walter e ci aiuta a leggere il risultato di questa ricerca. Darei la parola ai nostri due ospiti. Possiamo andare in ordine alfabetico se siete d'accordo. Quindi io ascolto benissimo, quindi probabilmente quindi non ho le difficoltà di collegamento sono legate al mio microfono, però vi ascolto benissimo e adesso mi taccio e così levo il microfono. Prego Guido, grazie ancora. Grazie ancora. Io non faccio le classiche presentazioni accademiche perché tra noi come dire, nell'etichetta della fondazione non si fanno tante presentazioni accademiche, cioè siamo tutti studiosi, ci conosciamo tutti e io spero che possiamo appunto continuare in questo clima di assoluta amicizia, di informalità, però informalità che non va a scapito della libera discussione scientifica. Grazie. Guido, a te la parola allora. Grazie, buonasera a tutti e volevo avvisare, nel caso, lo dico a Walter, se per caso anch'io avessi problemi di connessione segnalatemelo, per il momento mi sentite bene, no? Per cui ottimamente va bene. Allora, secondo me ci sono due aspetti significativi, principali del libro che meritano, a mio avviso, di essere sottolineati. Il primo appunto è il tema, quello legato all'originalità dell'argomento. Perché il porto di Venezia, o meglio, come giustamente lo definisce Walter Pancera, il sistema portuale veneziano presentava effettivamente una serie di peculiarità che fino ad oggi non erano state studiate sotto il profilo, diciamo, delle tecniche più squisitamente marinaresche. Tecniche però che assicuravano appunto quelle che erano delle pratiche di navigazione piuttosto complesse all'interno della laguna, sia relativamente all'ingresso e alle uscite delle bocche di porto, delle due bocche di porto principali, poi vedremo meglio quali sono, sia anche all'interno della laguna lungo i ramificati canali interni che erano punteggiati da una serie di approdi, di ancoraggi che integravano per l'appunto lo sbocco principale che era poi avrebbe dovuto essere il bacino di San Marco. E inserito in questo contesto particolare lagunare, il sistema portuale veneziano, il porto di Venezia, presentava dei vantaggi indubbi sotto il profilo della sicurezza, perché da un lato esso offriva un buon rifugio nei confronti di eventi atmosferici avversi. Per quanto qualche naufragio non mancasse, qualche volta, come anche ci ricorda in qualche punto il volume, Venezia era sicuramente un approdo meno esposto di altri, come Genova, come sa meglio di me Luca Lobasso, o anche Livorno, che era tristemente famosa per le sue dibecciate. Quindi diciamo era un approdo relativamente sicuro, quello veneziano. E questa sicurezza veniva appunto offerta dalla laguna. Dall'altro, l'area lagunare offriva anche una protezione contro eventuali possibili attacchi nemici, perché costringeva eventuali assalitori a effettuare dei veri e propri sbarchi per poter minacciare i bacini portuali, garantendo così sia i bastimenti che erano ancorati all'interno del sistema portuale veneziano, sia le infrastrutture che sostenevano, diciamo, le attività commerciali e anche le infrastrutture che sostenevano quelle militari, come l'arsenale, un buon grado di sicurezza appunto rispetto a eventuali minacce, diciamo, esterne.
Quindi da questo punto di vista erano vantaggi sicuramente notevoli, che però presentavano un prezzo da pagare, che in qualche modo è stato già anticipato, che era appunto quello legato alle difficoltà della navigazione, perché c'era una difficoltà sia per accedere alle bocche di porto, sia poi, una volta entrati, diciamo, in laguna, sia anche all'interno della laguna stessa. E in particolare quando le navi raggiungevano una certa dimensione. E quindi, diciamo, erano dei problemi sicuramente importanti ed è su questi problemi, su questi aspetti che il volume si sofferma, diciamo, soprattutto nella sua prima parte. Poi vedremo che c'è anche una seconda parte che invece è altrettanto significativa, che si occupa più propriamente anche dei traffici e che quindi va a integrare questo discorso più propriamente tecnico, diciamo. E il sistema appunto portuale veneziano era effettivamente connesso all'Adriatico tramite due bocche di porto, che erano le bocche del Lido e di Malamocco, ed era formato poi da un insieme di canali di ancoraggi che risultavano invisibili apparentemente sulla superficie della laguna, che appunto appariva, diciamo così, a una prima occhiata uniforme, ma che invece erano ben presenti nella pratica marinaresca ed erano ben rappresentati nell'iconografia dell'epoca, come evidenziano le carte che sono inserite giustamente e correttamente all'interno del volume, che mostrano bene come effettivamente la laguna fosse poi strutturata in una serie di canali interni ben individuati e ben differenziati tra di loro. Quindi si trattava di vere e proprie vie d'acqua che alimentavano un flusso di mezzi e di merci che aveva il loro punto di approdo finale, diciamo teorico, nel bacino di San Marco e nel caso delle unità militari nei bacini dell'arsenale, ma che però non si esauriva con questa destinazione, perché questa destinazione era sovente irraggiungibile per le navi maggiori. Quindi di conseguenza si determinava la creazione di un sistema, diciamo, prima di guida verso acque ritenute sicure all'interno della laguna, e poi, quando la profondità non era più sufficiente, di approdo nell'attesa appunto delle acque giuste, cioè della giusta marea. E qui secondo me va anche ricordato che l'Adriatico settentrionale è una delle rare aree del Mediterraneo dove le maree raggiungono una certa ampiezza. E, ovviamente in Atlantico non sono le ampiezze delle maree atlantiche, però nel Mediterraneo le zone dove le maree hanno un certo significato dal punto di vista della navigazione sono piuttosto poche, e una di queste appunto è diciamo, l'Adriatico settentrionale. Oppure nel caso appunto i bastimenti fossero stati comunque troppo grandi anche con l'acqua giusta, con la marea giusta, si attivava un sistema diciamo, di navette con il trasbordo di merci e di uomini su mezzi più piccoli, con i quali poter proseguire il viaggio verso la città. E nel caso le merci e gli uomini provenissero da luoghi sospetti, verso i lazzareti che appunto costituivano il bastione, un po' il bastione sanitario cittadino. E tutto questo sistema, anche qui è un tema che in qualche modo è già stato anticipato da Marcello Verga, era quello legato ai fondali, perché il problema centrale era appunto quello dei fondali, che in molti casi erano troppo limitati per i pescaggi almeno di una parte delle navi che avrebbero dovuto entrare e poi transitare, e soprattutto poi transitare per la laguna. E come il volume evidenzia bene, il controllo e il mantenimento dei fondali è mirato a contrastare anche i periodici fenomeni di insabbiamento e attuato con scandagli periodici e con l'intervento, qualora fosse necessario, di macchinari specializzati, perché venivano chiamati cosiddetti cavafango, era essenziale per un regolare funzionamento del sistema portuale veneziano. Accanto a quello, quindi il tema dei fondali è, dal punto di vista diciamo strettamente tecnico, è un problema sicuramente centrale. Un altro tema importante che viene affrontato dal volume, accanto a quello appunto del mantenimento di fondali adeguati, è quello della navigazione, delle pratiche della navigazione interna, della navigazione lagunare. E in particolare ci sono sia le manovre delicate, difficili,
di entrata, soprattutto di entrata, anche di uscita, ma soprattutto di entrata attraverso le bocche del porto, e in particolare la bocca di Malamocco, che in età moderna era diventato l'accesso principale, perlomeno per le navi maggiori in laguna, e che erano appunto caratterizzate da fosse di entrata che non erano, diciamo, regolari, quindi non si poteva entrare in maniera diretta, bisognava fare tutta una serie, diciamo, di manovre e di giri che permettessero appunto di sfruttare la presenza di queste fosse dove i fondali erano maggiori e quindi le navi anche di maggior carico potessero accedere alla laguna. Va sottolineato che questi temi, che sono i più significativi, ma poi ce ne sono altri nel volume, che sono appunto temi di carattere squisitamente, se vogliamo, tecnico, sono sempre, anche qui, riprendo quanto diceva già Marcello Verga, sono sempre affrontati con un linguaggio che si sforza di rendere il più possibile chiaro per il lettore il significato di quanto viene descritto, superando per quanto possibile difficoltà terminologiche che sono presenti nelle fonti. C'è, diciamo, una doppia difficoltà, c'è una difficoltà legata alla terminologia desueta, anche spesso utilizzata nelle fonti. C'è anche una difficoltà però moderna, nel senso che ci sono appunto dei tecnicismi che anche oggi possono non essere, insomma, di facile comprensione per tutti. E devo dire che l'autore si sforza sempre invece di presentare un discorso chiaro e comprensibile nel testo. E questo per quanto riguarda, diciamo, l'analisi delle tecniche. Insieme alle tecniche il libro però si occupa anche degli uomini che erano incaricati, diciamo, di questi compiti. E in primo luogo ci sono i cosiddetti pedotti di Istria, i piloti, che in realtà non erano istriani, ma almeno nel Settecento provenivano essenzialmente dalla comunità di Malamocco, i quali avevano il compito di guidare i mercantili in arrivo a Venezia nella loro tratta finale, cioè sostanzialmente dai porti istriani, soprattutto, diciamo, Rovigno e Parenzo, essenzialmente, fino appunto a Venezia. Quindi diciamo che i bastimenti in linea di massima avevano l'obbligo di imbarcare un pilota in Istria e poi raggiungere appunto Venezia con l'aiuto e entrare poi in laguna con l'ausilio di questo pilota. Accanto ai cosiddetti pedotti di Istria, piloti di Istria, ci sono poi due figure chiave per la sovrintendenza e la direzione della navigazione portuale, che sono gli ammiragli del Lido di Malamocco. E qui viene rimarcata soprattutto l'importanza dell'ammiraglio di Malamocco, che aveva appunto il compito di sovrintendere a tutte le manovre che riguardavano i bastimenti in arrivo e in partenza, in quella che era divenuta appunto in età moderna, quindi a maggior ragione nel Settecento, la bocca di porto principale per l'ingresso in laguna. Per questi compiti gli ammiragli avevano ai loro ordini diciamo, gli addetti ai rimorchiatori dell'epoca, che appunto erano queste peote, questi barconi a remi che erano incaricati appunto dei rimorchi. E qui l'autore analizza questo mestiere dei rimorchianti e ci ricorda che tra l'altro è stato probabilmente l'unico mestiere a costituirsi in corporazione nell'Europa dell'Ancien Regime nel 1789, quindi quando già praticamente era scoppiata la rivoluzione francese. Sebbene poi lo stesso autore sottolinea anche che questa era un'iniziativa più che altro, diciamo, legata alle rivalità che si erano determinate tra le varie comunità, diciamo, interessate alla professione, quindi insomma non è tanto forse un rigurgito in qualche modo di una politica corporativa, ma è determinato insomma da motivi più contingenti. E anche nel caso dei rimorchianti di questa categoria, appunto, che era dedicata, si dedicava al rimorchio delle imbarcazioni, dei bastimenti in laguna, e quindi come già per i piloti e anche per l'ammiraglio, Malamocco occupava una posizione di privilegio, perché erano infatti gli abitanti di Malamocco ad essere coinvolti più di qualsiasi altra comunità nelle attività legate ai rimorchi. Tanto da rivendicare appunto per la comunità di Malamocco quasi un'esclusiva della professione rispetto, diciamo, ad altri possibili concorrenti,
e tanto da registrare la presenza di veri e propri imprenditori che erano, diciamo, dediti alle attività, in esclusiva alle attività di rimorchio. E quindi diciamo il primo elemento importante e significativo è questo legato appunto alla originalità del tema. Sono tutti temi che non sono mai stati affrontati, soprattutto non sono mai stati affrontati nel loro complesso. Magari ci sono degli studi qua e là più particolareggiati, ma non sono mai stati affrontati nel complesso appunto di un sistema portuale quale quello veneziano. Un altro aspetto, però, il secondo aspetto, oltre a quello dell'originalità, che secondo me merita di essere sottolineato ed evidenziato, è lo sforzo di inserire l'analisi del sistema portuale veneziano in un contesto storico che potremmo definire neutro, uscendo quindi da quello che è un po' il classico schema che si applica per il Settecento, che è quello del declino, della decadenza della Repubblica, che appunto è uno schema spesso riproposto dalla storiografia, in particolare quella relativa al XVIII secolo. E qui bisogna dire che i problemi evidenziati da Valpercera e che emergono tra l'altro dalle fonti d'archivio, che anche questo va sottolineato, sono largamente utilizzati nella stesura del volume, sono problemi che erano, e lo sono in parte anche, ancora, problemi di carattere strutturale. Quindi non sono problemi che possono essere ricondotti o riferiti soltanto all'ultimo secolo della Repubblica, ma caratterizzano il sistema portuale veneziano perlomeno dal basso Medioevo. E quindi anche in fasi che sono di solito solitamente considerate di maggior successo della Serenissima, dal punto di vista appunto della storia della Serenissima. Quindi una eventuale mancata soluzione di questi problemi non è pertanto attribuibile a una maggiore o minore incapacità, veneziana nell'affrontare quelle che sono oggettive difficoltà della navigazione lagunare sotto il profilo tecnico, ma si tratta piuttosto, del frutto di scelte che potremmo definire di politica infrastrutturale, per non dire anche di politica di carattere più generale. Scelte sulla bontà delle quali si può ovviamente discutere, ma che non possono essere, banalizzate nel semplice schema del declino della decadenza. In particolare il problema dei fondali dei canali inaugurali e del loro eventuale scavo, che è un problema di forte attualità anche oggi, era legato alla volontà di preservare sia l'equilibrio della laguna, quindi con un impegno in qualche modo potremmo oggi definirlo di carattere ecologico, sia anche le possibilità difensive offerte dalle acque dai cordoni lagunari. Poi gli austriaci scaveranno, poi scaveranno anche gli italiani successivamente, però questo comporterà tutta una serie di conseguenze anche sull'equilibrio della laguna, che i veneziani avevano ben presente. Per cui, ripeto, le scelte veneziane sono scelte su cui si può discutere, ma che non sono legate a problemi di carattere e di natura strettamente tecnica. E qui vorrei chiudere perché nell'analisi di questa, in un'analisi storica priva appunto di condizionamenti e che in qualche modo cerca di superare il cliché della decadenza come quella che ci viene offerta dal libro di Walter Pancera, va sottolineata la presenza in questo volume dell'ultimo capitolo che è relativo appunto al traffico portuale veneziano nel corso del Settecento. E qui io avevo già avuto occasione di parlare con l'autore di questo. Il capitolo viene forse un po' messo in ombra dal titolo del volume, che sembra richiamare, un titolo che sembra richiamare più appunto le questioni tecniche di cui abbiamo parlato finora, piuttosto che non quelle di natura commerciale. E invece si tratta, a mio avviso, di questo capitolo, e soprattutto i primi paragrafi di questo capitolo, di un significativo contributo al dibattito sul ruolo commerciale della Repubblica nel suo ultimo periodo di esistenza. E pure in presenza di dati che sono, piuttosto frammentari, però utilizzando anche fonti non usuali come le dichiarazioni di avaria, e sottolineando nel contempo anche i limiti interpretativi di fonti che sono state spesso utilizzate in passato come quelle doganali, l'autore pone in evidenza la vivacità dei traffici che ancora nel XVIII secolo caratterizzavano il sistema portuale veneziano, e non solo nelle congiunture più favorevoli come quelle legate ai periodi di neutralità durante le varie guerre del secolo, come la guerra di successione austriaca oppure la guerra dei 7 anni.
Un porto quindi che risulta ben frequentato da bastimenti non solo di provenienza mediterranea, ma anche nord europea e perfino nord atlantica. E quindi accanto ai tradizionali scali levantini troviamo, quali appunto sono Istanbul, Alessandria o Salonico, troviamo navi che provengono da Lisbona, Amsterdam, Londra, porti del Baltico, anche porti dei Caraibi e anche New York, con collegamenti diretti tra appunto l'America e Venezia. Un porto quindi che sembra differenziarsi dalla riduttiva definizione di semplice scalo regionale, che è stata diciamo, spesso utilizzata per il porto di Venezia per questo periodo, e che alla fine della Repubblica risulta ancora supportato da una marina mercantile di tutto rispetto. Qui va detto che già i vecchi studi diciamo, di Ugo Tucci avevano in qualche modo messo in evidenza questo aspetto. E a mio avviso, senza appunto indulgere in quelli che possono essere facili revisionismi, Walter Pancera, come peraltro aveva già fatto in altri saggi, quindi non è la prima volta che affronta questi temi su questa prospettiva, pone l'accento appunto sulla necessità di valutare senza pregiudizi diciamo retrospettivi quella che era la realtà commerciale veneziana nell'ultimo secolo della propria esistenza indipendente, quindi sfuggendo appunto o sottraendosi a un'analisi che riduca tutto appunto al tema del declino e della decadenza. E in questo modo, tra l'altro, ci fa anche ricordare l'autore come il porto di Venezia non sia affatto scomparso con la caduta della Repubblica, ma abbia poi mantenuto anche in seguito una propria vitalità che ne fa tuttora, tra l'altro, uno dei più frequentati, perlomeno a livello di movimento di uomini, se non di merci, scali del Mediterraneo, ovviamente grazie alla presenza delle navi da crociera, però rimane comunque anche oggi un porto che non è di importanza secondaria. Io vorrei chiudere, tra l'altro, sottolineando, perché spesso si fa il confronto con Trieste, però vorrei ricordare che sostanzialmente Trieste ha superato Venezia solo in una fase abbastanza breve precedente alla prima guerra mondiale, sostanzialmente, perché solo diciamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e la prima guerra mondiale che effettivamente Trieste come volumi di traffici superava Venezia, a parte forse un brevissimo periodo tra la seconda e la terza guerra d'indipendenza. Per cui diciamo anche dopo la caduta della Repubblica comunque il ruolo come porto di Venezia è rimasto un ruolo significativo e che quindi insomma, non si è esaurito diciamo, con la fine della Repubblica medesima. Io chiuderei qui e lascerei la parola a Luca Lobasso e poi ovviamente se ci sono questioni particolari possiamo poi riprendere dopo il discorso. Si sentiva bene? Benissimo, Guido, non c'erano problemi di... No, ti ringrazio molto, non so se sentite me adesso, spero di sì, ti ringrazio molto per questa prima parte in cui hai illustrato per bene il volume di Walter Pancera e per l'insistenza che hai avuto sui due temi, insomma, che però sono strettamente collegati. Quello che tu hai definito a un certo punto ecologia, no? L'ecologia della laguna, insomma, il tema dell'equilibrio ecologico della laguna e i problemi che questo pone poi per l'esercizio ovviamente dei traffici e il funzionamento del porto, della realtà portuale. Poi quest'altro ultimo tema che io invece non avevo ricordato all'inizio perché mi è piaciuto più questo tema dell'acqua giusta, devo dire. Poi su Venezia appunto è la tenuta. Forse qualcuno sa che io non ho mai creduto alla decadenza e al declino, è una di quelle categorie che credo uno storico debba usare con molta prudenza, perché cosa vuol dire declino? Insomma, vabbè, ne potremmo parlare a lungo, non è questo. E quindi grazie davvero Guida, hai posto dei problemi su cui penso che poi qualcuno può intervenire, ritornerai tu stesso. Luca, la parola al genovese, quindi al non adriatico, prego. Grazie Marcello, grazie naturalmente per avermi dato la parola, grazie anche all'autore per avermi coinvolto in questa avventura di questa sera, ma soprattutto per avermi dato l'occasione di leggere questo libro. E grazie anche a Guido che mi ha facilitato molto a questo punto il mio intervento, perché direi che le cose
importanti, ecco, di questo volume sono state in maniera perfetta presentate da Guido. Allora il mio compito diventa più facile da un certo punto di vista, e vorrei riprendere 2 o 3 cose, se mi è concesso, che a mio modo di vedere sono importanti di questo libro. Ce ne sono tante, per la verità. La prima è indubbia, è la questione storiografica. Si tratta di un libro di storia marittima che si inserisce in un filone che in Italia, come è noto, non ha goduto di grandi fortune, seppur con anche degli studiosi a tratti che sono stati dei fuoriclasse, potremmo dire, se mi concedete il termine. È stato citato Ugo Tucci, direi che insomma lo posso mettere tra i fuoriclasse, se me lo concedete, per quanto riguarda Venezia, ma ne potrei citare molti. Giustamente Walter credo che apra anche con riferimento ad Alberto Tenenti, a proposito di fuoriclasse che si sono occupati di storia marittima. Quindi è un libro di storia marittima, anche se poi si muove nel misto, quindi nel lagunare, nell'acqua salmastra, ma in realtà, come ha ben spiegato Guido, ci dà una serie di spiegazioni anche tecniche molto ben articolate, molto ben spiegate in un italiano semplice, comprensibile da tutti, da Walter, con riferimenti all'attualità, ma con un'attenta e precisa citazione continua delle fonti utilizzate, che in ogni passaggio sono ben esplicitate in un libro di storia come piacciono a me, ma come piacciono credo anche a quelli che vedo in questo momento collegati con me. Un libro che è scientifico, con le note, con i riferimenti, sulle fonti poi tra poco ritorno perché alcune cose le voglio dire, ma che ha anche la possibilità di essere letto anche dal semplice appassionato senza nessuno sforzo di comprensione, perché il linguaggio è semplice, netto, chiaro, ben spiegato. Poi se anche l'appassionato vuole per curiosità sua guardarsi le note e quindi guardare la bibliografia utilizzata dall'autore e soprattutto guardare i riferimenti d'archivio che ci conducono passo dopo passo alle informazioni recuperate dai documenti contenuti per la maggior parte dei casi nell'Archivio di Stato di Venezia. Sulle fonti poi torno dopo, però il primo punto è un vero e proprio libro di storia marittima che secondo me si cala nella realtà internazionale, perché non sfigurerebbe nelle storiografie marittime di gran livello, anglosassoni, francese e altro ancora. Sicuramente, e questo lo devo dire in partenza. Poi ci sono molte altre questioni un po' più, se volete, raffinate. La prima però non l'avevo messa nei miei appunti che sono su un fogliaccio qui vicino a me, ma ovviamente Guido nella sua bellissima presentazione mi ha fatto venire in mente, e cioè la questione appunto del declino, della decadenza settecentesca, che nel caso dei movimenti portuali e della navigazione mercantile, nel caso di Venezia, ha un tratto in comune anche con Genova, perché caso vuole che gli studi più vecchi, ormai datati, non ce ne sono molti nuovi su questo periodo, per la verità, se non alcune cose molto limitate, più recentissime, che in qualche modo ruotano attorno appunto agli studiosi più giovani del laboratorio di storia marittima e navale, ma uno strano destino, perché che forse si lega poi ad aspetti più ampi, più grandi, cioè la questione che sono 2 repubbliche, quindi 2 stati ritenuti vecchi, vetusti, antichi, e poi 2 stati che sono morti con l'arrivo di Napoleone e soprattutto con poi la restaurazione, 2 repubbliche che non sono rinate, e questo ha portato a una lettura, a mio modo di vedere, spesso decadentista in maniera un po' forzata. Ma quello che è interessante sul piano marittimo è che leggendo l'ultima parte del libro di Walter richiama alla stessa avventura di un porto molto diverso
di una realtà molto diversa, ma che appunto si accomuna a quella veneziana, cioè di un presunto declino commerciale del Settecento e soprattutto dalla seconda metà del Settecento. Invece le fonti ci stanno restituendo, certo il lavoro ancora deve essere fatto in maniera più precisa, le fonti anche seriali devono essere ancora fortemente riprese e vagliate, e a Genova sono molto complesse perché sono numerose, ma poi si spezzano in due tronconi tra la parte prettamente statale e poi la presenza di uno Stato nello Stato, che è il Banco di San Giorgio, quindi della Casa di San Giorgio per essere corretti, che come sapete regolava tutto il sistema delle gabelle, comprese quelle diciamo portuali, per cui una estrema ricchezza che forse spesso ha scoraggiato e scoraggia ancora gli studiosi, ma una presunta decadenza che invece poi in questi ultimi lavori ci ha invece piano piano riconsegnato un porto che, sfruttando, sì è vero, la neutralità, anche in questo caso uguale come Venezia, per esempio la guerra dei 7 anni, e poi quella per la rivoluzione americana, anche se Genova poi è collocata in una posizione geografica diversa, in quel momento ormai è vicinissima alla Francia, è uno stato ormai, non dico satellite, ma che sta nell'orbita del colosso francese, quindi ne sfrutta i benefici, ma ne paga anche le conseguenze, per esempio nei confronti del rapporto con l'Inghilterra in questo periodo. Ma quello che ci restituiscono i dati è che il porto di Genova negli anni, dagli anni 70 in poi, cresce, del XVIII secolo, cresce nei traffici, è un grande porto coloniale mondiale, riceve merci da oltreoceano con diverse mediazioni, con navigazioni dirette dalle Antille, dal nord Europa, perfino anche con collegamenti orientali, una crescita, no, molto molto forte, ma che ancora poi deve essere studiata. Le ricerche in questo momento ci dicono che è un grosso porto di ridistribuzione dei prodotti coloniali, come il tabacco, ma il cacao, lo zucchero, il caffè, che passano da Genova, che in qualche modo, come la chiamavano per esempio i francesi, la Porte d'Italie, perché poi da lì transitano per la pianura padana, Milano, e entrano nel circuito più ampio anche dei commerci terrestri. Quindi uno strano destino. E mio modo di vedere, Guido ha sottolineato perfettamente questa novità nei dati, seppur parziali, in un capitolo che è un capitolo di questo libro, ma che forse meriterebbe poi un ulteriore, non so se Walter, ma oppure per qualche altro studioso, ulteriori approfondimenti e indagini per portare a ricollocare forse Venezia, così come Genova, in un contesto internazionale, quello settecentesco, molto molto interessante sul piano marittimo, e che non è solo ovviamente Londra, Amsterdam o altri porti che si affacciano fuori dal Mediterraneo. Questo grazie a Guido. Altre cose invece importanti, ma cerco di essere molto rapido. La prima è quella relativa ai mestieri del mare, diciamo così, al lavoro marittimo. Qui c'è tanto lavoro marittimo, che poi diventa anche lagunare naturalmente, ma tutte, come dicevo, le parti, come diceva Guido, le parti relative ai piloti, per esempio, o agli ammiragli, come avete sentito, e poi i rimorchianti, insomma tutti gli operatori che si occupavano di far entrare le imbarcazioni a Venezia, vengono collocate in un contesto storico molto interessante, ma attraverso un uso delle fonti raffinato, seppur solido, perché in particolare attraverso, per esempio, l'uso delle fonti giudiziarie. Walter le ha sapute sfruttare alla perfezione, con gusto, senza appesantire troppo il discorso in esempi eccessivi. Ha saputo scegliere gli esempi giusti, ma utili per dare delle spiegazioni generali nel contesto di questo agile libro. Tutto il sistema del pilotaggio, che però è interessante per Venezia, ma nel momento in cui ho letto il libro, e l'autore lo sa perché ne abbiamo discusso al telefono
quando ebbi modo di parlargli dopo aver finito il libro, mi pare settembre dell'anno scorso, adesso non ricordo bene, più o meno, e gli dissi: guarda, secondo me hai sollevato un tema nuovo, molto interessante, cioè quello di come veniva gestita, diciamo così, una cosa che a noi sembra banale, ma è l'entrata e l'uscita dai porti difficili. Perché dico porti difficili? Perché tutti i porti avevano, ovviamente in antico regime, e tutti i porti ancora oggi hanno un grado di difficoltà nell'entrata e nell'uscita, no? Diciamo così. Guido giustamente ha richiamato le difficoltà anche di Livorno, anche di Genova, che invece non avevano le difficoltà che presentava un porto come Venezia per la questione dei fondali, dei canali, del pescaggio, eccetera. A Genova non c'erano problemi di pescaggio, ma indubbiamente c'erano problemi di entrata ed uscita dal porto, soprattutto anche di riparo da parte del porto rispetto a situazioni di vento. Ha citato il Libeccio giustamente, che poteva diventare in alcune circostanze, come si vede ogni tanto in televisione, nei telegiornali, molto, molto difficile, no? Vi ricordate qualche anno fa le famose libecciate che hanno distrutto il porto di Santa Margherita e di Rapallo, con i mega yacht dei grandi personaggi che sono stati rovesciati e distrutti. Era un cimitero, era veramente impressionante. Io l'ho visto dal vero, no? Ed era impressionante, vi assicuro, vedere a distanza di mesi le carcasse di questi mega yacht nel porto di Rapallo. Ma dicevo, un suggerimento che è una pista di ricerca, perché il lavoro è stato fatto perfettamente per Venezia, ma mi ha fatto venire in mente, leggendolo, ad altre realtà come Amburgo, Bordeaux, quindi porti fluviali, Londra stessa, ma Amsterdam, che in qualche modo ha delle caratteristiche che si avvicinano un pochettino, no? al caso veneziano, cioè il problema dei canali, dei pescaggi, cioè il problema delle barriere di sabbia alle entrate del porto, cioè come era regolata, come veniva gestita. Walter Pancera per Venezia ce l'ha spiegato perfettamente nei suoi aspetti pratici, tecnici, ma appunto credo che potrebbe essere interessante per qualcuno, chissà, magari qualcuno anche che ci ascolta in questo momento, come pista di ricerca, confrontarla con altre realtà. Avevo così avuto modo di guardare dei bei documenti del console francese ad Amburgo, e appunto in molte lettere il console spiega che ad Amburgo è difficilissimo in alcuni periodi dell'anno entrare e uscire, c'è tutta una regolamentazione molto complessa, oppure ovviamente i paralleli possono essere anche molto, molto più mondiali, visto che oggi vince la Global History, perché mi ricordo e mi viene in mente i traffici con Goa, che è di nuovo un porto fluviale sostanzialmente, dove appunto le maree e le difficoltà di entrata ed uscita, poi lì ci sono i monsoni, c'è tutto un sistema molto complicato, che vanno regolamentati, quindi le istituzioni che regolamentano le entrate e le uscite dal porto, ma anche poi tutto l'apparato di persone che lavorano, dai piloti in testa e poi tutti quelli che stanno sotto, per far entrare le navi, farle entrare e farle uscire da questi porti, perché spesso, chiaro, molti di noi magari non pensano che l'entrata e l'uscita dal porto possa essere piuttosto semplice. In realtà in antico regime, per il periodo studiato dall'autore, era molto complicato, perché ovviamente ci si muoveva a vela o a remi, e questo spiega tutto il meccanismo dei rimorchi per entrare in laguna, perché ovviamente a un certo punto, nel momento in cui poi si entrava dalla bocca di Malamocco, ovviamente si doveva manovrare secondo tutto un sistema molto ben sofisticato, tanto è vero che i casi di noncuranza, approssimazione, appunto ci sono nel testo, di incidenti che potevano capitare e che spesso venivano poi attribuiti al classico errore umano, che è quello che in tutte, ahimè, lo abbiamo visto purtroppo ancora in questi giorni, è quello che spesso definisce questi
questi disastri. Quindi un'ottima pista di ricerca, così come quella sui piloti che spesso vengono trascurati a favore di altre figure più romantiche, anche più importanti, ma in realtà sono la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia, che sono gli stessi capitani delle navi e i piloti. Anche nel caso di altri porti, anche nel caso di Genova esiste un testo divulgativo con alcuni riferimenti d'archivio, ma che è molto approssimativo ed è molto come dire, è una piccola premessa, un qualche cosa, anche nel caso di un porto più facile, tra virgolette, come Genova, che invece andrebbe un argomento che andrebbe esplorato. E poi, se mi concedete ancora, quindi lavoro marittimo, questi personaggi rimorchianti, gli uomini di queste peote, poi c'è tutta la parte tecnica proprio sulle imbarcazioni, le peote stesse, il sistema di voga. Giustamente c'è una bella nota in cui anche si intravede un dibattito tecnico tra chi pensa in un modo e chi, giustamente l'autore ha detto che qualcun altro la pensa in maniera diversa su che tipo di sistema di voga utilizzavano per rimorchiare sostanzialmente a remi i bastimenti che dovevano entrare in porto e in laguna. E questo mi dà lo spunto per dire ancora proprio al volo, due cose sulle fonti, perché questo è un libro che è pieno di fonti d'archivio, di riferimenti precisi, puntuali, come vi dicevo, e poi con una raffinatezza nell'uso di queste fonti. La prima, le fonti giudiziarie. Le fonti giudiziarie, che sono quelle che ci restituiscono, ormai gli storici, i modernisti sono abituati a utilizzarle e a sfruttarle appieno, anche se sono sempre fonti molto complicate, molto complesse per la loro ripetitività, spesso diventano stereotipate, ma sono fondamentali perché sono le uniche che ci restituiscono, tra le poche, se non le uniche, a restituirci, scusate, sprazzi di vita quotidiana e di mestieri, di piccoli mestieri, piccoli, medi, grandi mestieri, nella loro quotidianità. E qui l'autore lo ha fatto in maniera, a mio modo di vedere, come vi dicevo poco fa, splendida, utilizzando questi ufficiali al Cattaver, se lo dico bene e non sbaglio l'accento, o dei trascorsi veneziani, però magari ogni tanto uno potrebbe perdere l'abitudine negli accenti, che appunto hanno dato dei risultati, a mio modo di vedere, straordinari, così come in altri casi e per altri porti, per altre vicende. Quindi ancora una volta questo saper sfruttare, ma senza appesantire la narrazione del testo, che rimane appunto, come già stato detto, sia da Marcello Verga sia da Guido Candiani, fluido, lineare, si legge bene, senza problemi, senza doversi soffermare delle volte, come capita in altri libri, di dover un attimo dire vabbè, un attimino, e cerco di capire meglio che cosa mi sta spiegando, anche perché magari sono passaggi complicati e difficili, visto che si parla di secoli passati. E poi ancora lo saper sfruttare anche le fonti iconografiche. E nuovamente questo è un qualche cosa che gli storici hanno imparato a fare, lo fanno bene, anche sfruttando i rapporti con gli storici dell'arte, confrontandosi, ma utilizzandole appieno queste fonti iconografiche. E per la storia marittima e navale le fonti iconografiche, noi lo sappiamo bene, guardo Guido in diretta, sono fondamentali, perché spesso ci risolvono dei problemi anche di ordine tecnico, oppure qualche volta il problema ce lo pongono, ma comunque sono spesso le uniche, no? che ci offrono degli aspetti visivi che ci risolvono, appunto, come vi dicevo, dei problemi che invece le fonti scritte non ci consentono di risolvere. Io credo di aver detto tutto e spero di non essere stato eccessivamente lungo. Ovviamente ci sono tantissime altre cose che possiamo trovare dentro il testo, che non è, come abbiamo detto, non è un testo lungo, sono 160
pagine sostanzialmente, ma che sono ricchissime di spunti. Poi c'è tutto il tema che Guido ha sollevato dell'ambiente lagunare, che ci porta anche ai temi della storia ambientale, che oggi di nuovo piace molto a livello europeo, e la laguna è un osservatorio non da poco, credo, no? Su questo potrebbe essere un osservatorio, e lo è indubbiamente anche per i secoli dell'antico regime, quindi moltissimi altri spunti che vanno anche al di là di quello che in maniera anche brutale, magari un po' confusa, vi ho detto in questo mio breve intervento. Io direi che ho finito, se non per dire ancora, e mi permetto di fare i complimenti all'autore, perché davvero un libro di storia come se ne trovano, certo, ma non sempre e non così, che uniscono la ricerca scientifica con la divulgazione, perché è un libro, come ho detto più volte, che può essere letto con due modalità studioso, diciamo esperto, che poi magari recupera anche informazioni che possono essere utili per altri studi, e invece modalità lettura per avere uno spaccato di vita quotidiana e di vita marittima della Venezia del XVIII secolo. Io vi ringrazio e mi scuso ancora se ho preso qualche minuto di troppo. Grazie davvero Luca, contrariamente a quello che come tu hai concluso, è stato molto chiaro, davvero, hai contribuito ancora insieme a Guido a chiarire esattamente il volume, il senso di questa ricerca, che è una ricerca appunto che ha al centro, lo dicevi tu, con questo tema dell'entrare e dell'uscire da un porto con tutti i problemi che ovviamente il sistema lagunare veneziano in particolare, come ci ricordava Guido, questa particolarità dell'Alto Adriatico, no? Delle maree che sono più significative che non in altre aree del Mediterraneo. Insomma, quindi questo spiega anche una specificità, no? del sistema lagunare che troviamo nell'Alto Adriatico. Mi sembra che i temi siano venuti fuori tutti quanti e che ci siano molte questioni cui Walter sulle quali può intervenire. L'augurio anche di continuare, però Luca Lobasso ti ha dato i compiti a casa e puoi continuare a lavorare ancora per tanto tempo. Ti ha anche detto di andare a vedere Goa, potrebbe essere un'ottima idea. Una buona idea per una buona idea, quando si potrà, magari. Quando si potrà. In questo momento forse no, sulla scrittura e sul modo di raccontare una storia. Questo vuol dire, se permettete, un minimo di orgoglio mio e di Walter e di altri amici di cui siamo al comitato scientifico della collana. Insomma, questa collana che è di fonti e studi di storia veneta, che è la collana della Fondazione di Storia edita dalla casa editrice Biella. Tra l'altro ricordiamo la qualità della stampa e della Biella, come sempre, insomma. Ma questa attenzione a scrivere in maniera chiara, senza, come dire, in cui le note siano funzionali al discorso, non servono soltanto come luogo dove far vedere l'erudizione e la quantità di fonti che a ciascun ricercatore poi capita di avere sotto mano, ma invece che le note servano a chiarire il testo e a far vedere ovviamente le fonti su cui sono basate le affermazioni, che è quello che nei volumi della collana, negli ultimi volumi della collana, ricordo quel bellissimo libro, appunto, sia quello bellissimo per le doti della natura e dell'industria umana, cioè su immagini di descrizione del territorio vicentino tra Medioevo ed età moderna, dove è un discorso fatto attraverso fonti, considerazione di fonti iconografiche, di fonti letterarie, o il libro di Andrea Savio su Pigafetta, non Antonio, Filippo Pigafetta, insomma c'è una famosa frase che sono più interessanti i minori di una famiglia che non i maggiori. Sapete questa idea? Non studiamo Robespierre, ma studiamo il fratello, non studiamo il Mirabeau, il famoso, ma studiamo il fratello di Mirabeau. In questo caso il nipote Filippo risulta una figura, diciamo, altrettanto interessante che non Antonio, se no per certi versi anche più interessante. E così come si vedrà anche nel secondo e terzo volume della storia delle Venezie, che sono in cantiere. Il secondo sta per uscire, il terzo, curato proprio da Walter, dovrebbe vedere la luce
nel prossimo anno. Quindi questo hai colto una delle preoccupazioni, poi non so se ci siamo riusciti, vero Walter, ma una delle preoccupazioni che teniamo conto nell'aver pensato questa collana nella quale esce il libro appunto di Walter. Però la parola a Walter. Ma sai, io riprendo il tuo discorso, Marcello, perché ho sempre pensato fin da quando ero ancora sui banchi dell'università che la comunicazione serva per farsi capire e non per rendersi, come dire, oscuri. Quindi ho sempre seguito una linea, a volte riuscendoci, magari a volte un po' meno. Sono contento che voi diciate che ci sono riuscito questa volta, ma insomma è anche un problema di esperienza, diciamolo subito, soprattutto magari per i più giovani che magari ci stanno ascoltando. Un po' alla volta bisogna arrivare anche a dare una propria impronta, un proprio stile, perché bene o male, insomma, la nostra è una disciplina, fra virgolette, letteraria, che abbisogna della parola, ancorché supportata magari da iconografie, mappe, carte e quello che vogliamo, e la parola è stata costruita dall'uomo per capirsi e non per rendersi oscuro, no? Questo mi pare evidente, al di là di ogni discussione filosofica. Non mi avete dato molte possibilità di replica perché siete stati troppo buoni, ecco, avrei forse voluto qualche nota critica in più, perché io i difetti, questo testo li vedo, soprattutto lo dico perché questo si aggiunge forse all'agenda che già disegnava un po' Luca soprattutto, no? Ci sono aspetti, ma anche Guido quando parlava di questi macchinari, cavafango, di queste questioni di cui sappiamo qualcosa, ma conosciamo grazie a Roberto Berbellieri e ai suoi lavori ormai pluridecennali, conosciamo dei brevetti, dei privilegi dati a presunti o veri inventori, non sappiamo nella pratica che cosa succedesse davvero. Io il problema l'ho sfiorato, l'ho, come dire, toccato senza naturalmente approfondirlo più di tanto, perché sono necessarie ricerche ulteriori e anche molto tecniche da questo lato. Però ci sono altre questioni che indubbiamente forse vanno toccate, per esempio parlando di fonti, un utilizzo più intensivo anche per quel che riguarda proprio il movimento portuale delle carte dei provveditori alla sanità. Io volutamente ho tagliato fuori il tema, che è a sua volta ancora molto complesso, già studiato in parte, ma non del tutto, perché è stato studiato benissimo a Venezia per quel che riguarda appunto l'aspetto squisitamente sanitario, molto meno riguardo al collegamento con questo è un altro tema che certamente certamente merita di essere affrontato e che io ho un po' eluso per motivi, diciamo, anche di contenimento della materia, perché sono convinto anche che oltre a cercare di essere chiari occorre a un certo punto chiudere la tua materia e offrire quello che a un certo punto è lo stato di una ricerca, poi riservando tutto, poi è ovviamente nella nostra disciplina, come in tutte le discipline che hanno comunque un tasso di scientificità sufficiente, di rivedere, di riportare cose. Quindi per esempio questo manca, come anche è stato un po' eluso il problema del facchinaggio, che è un problema a parte, quindi che è un altro lavoro non strettamente marittimo in realtà, però collegato a questo, e quindi questi bastazzi, no? Così si chiamavano, veneziani, che cosa fanno, come loro, ne sappiamo relativamente poco, può sembrare strano, ma non abbiamo grandi lumi su questo gruppo. E erano temi certamente secondari rispetto all'asse della ricerca, perché il problema che mi ero posto inizialmente, ho anche dato in introduzione gli elementi che mi hanno portato qui, a volte un po' personali, un po' così generali, però il tema principale è come si fa a portare dentro, lavorare e condurre, eccetera, un grande veliero dentro a questa laguna, e lì mi sono imbattuto quasi subito in questa questione centrale, no, nel testo del pilotaggio e del rimorchio, che era assolutamente sconosciuta. Colgo bene l'invito di Luca e forse anche vorrei rilanciarlo magari anche ad altri, questo discorso comparativo, perché è strano che nessuno ci abbia mai spiegato bene. Io invano ho cercato
nella letteratura specialistica anche internazionale, che mi venisse spiegato come si faceva a San Pietroburgo, altra città, no? Che aveva problemi di questa natura, ad Amsterdam ovviamente, Texel, anzi per la precisione, no? E nessuno nella storiografia anche internazionale, nessuno si è occupato di questo tema, quindi sembra che Veliero parta lì tranquillo, no? Cioè, non ci sono problemi, no, non è affatto così. Quindi questo è stato il punto di partenza e attorno a questo ho costruito un discorso. Sono d'accordo con Guido sul fatto che probabilmente il problema generale del movimento portuale, dell'importanza del porto, eccetera, meriti ulteriori specificazioni. Credo però di essere riuscito in poche pagine, perché poi alla fine volevo anche dire, va bene, tutto questo, però a che cosa fa riferimento? Fa riferimento ancora a un centro commerciale e uno scalo anche di livello internazionale ancora molto importante. Era questo il concetto, e quindi ho cercato di raccogliere i non molti dati per Venezia, quantitativi, e una serie anche di interpretazioni di altre questioni per cercare di dare il senso delle dimensioni. Ho cercato anche di fare un minimo di comparazione quantitativa con altri porti mediterranei, arrivando alla conclusione che insomma il movimento commerciale a Venezia non era affatto trascurabile. È probabile, come sosteneva ancora molti anni fa il povero amico Massimo Costantini, che in termini assoluti forse nel Settecento c'è un movimento anche più ampio rispetto al Cinquecento. In termini relativi, naturalmente, l'importanza dello scalo veneziano è scesa a livello generale rispetto ai grandi porti, soprattutto Amsterdam, Londra, l'emergente New York in quel momento, eccetera, eccetera. E quindi certamente colgo bene il discorso che il volume apre altre questioni, sia in termini comparativi a livello così più internazionale, sia anche per problemi specifici magari più riguardanti la singola città di Venezia. E posso solo aggiungere alcune cose riguardo, insomma, quindi le nuove prospettive, senz'altro sì. Io mi auguro sempre, anche quando leggo, in questo momento sono ancora invischiato, come voi sapete bene, nella commissione di abilitazione nazionale dei docenti. Io quando leggo un testo anche dei più giovani o di coloro che comunque ormai si stanno affermando nella nostra professione, mi aspetto sempre di trovare degli spunti, no? Il libro non chiude mai, e più non chiude e più a me è gradito il libro o l'articolo anche, naturalmente, no? Quindi il fatto di aprire strade, di poter come dire, costruire un discorso che può portare a nuove acquisizioni è, secondo me, e voi l'avete colto bene, un punto importante. Poi io vado fiero di una cosa che voglio rivendicare, cioè gli aspetti archeologici di questo libro, perché sono riuscito, grazie appunto soprattutto alle fonti giudiziarie, ma non solo, a trovare degli aspetti di archeologia in senso lessicale, appunto, queste famose zosane, cioè la marea in uscita, che un termine che non viene nemmeno più utilizzato nemmeno nel dialetto, che invece era di uso corrente nel Settecento, per fare un esempio, sia per quel che riguarda la cultura materiale, e lì faccio riferimento soprattutto a questi rimorchiatori, no? La immagine di copertina del libro è la mia ipotesi, diciamo così, dell'aspetto che dovevano avere queste imbarcazioni a remi destinate al traino dei velieri. Naturalmente nel testo ho lavorato sulle fonti, in particolare c'è una descrizione molto precisa degli elementi costruttivi di questa imbarcazione. Poi sono andato a confrontare anche una quantità, per la verità, di iconografia dell'epoca, per cercare qualcosa che potesse avvicinarsi, e l'ho trovata, insomma, questa piccola galera o qualcosa di simile a una piccola galera a 10 remi di coppia, probabilmente, che era destinata al traino dei bastimenti. Archeologia quindi materiale, e questo è l'esempio, direi, di cui vado più fiero, ecco.
E approfitto per ringraziare tutte le ho citate anche nel testo, le istituzioni che mi hanno fornito le immagini. Questa è quella, come dire, quella fondamentale, che è conservata alla Galleria Salamon di Milano, il cui titolare si è dimostrato gentilissimo nel fornirmi tutto quello che serviva. Ecco, dicevo, l'archeologia materiale e poi anche l'archeologia culturale, nel senso, questioni come ad esempio i segnali, no, del porto, questa cosa veramente stupida, direi, dei cappotti, dei gabbani montati sul remo. Se metto il mio cappotto su un remo solo, questo lo fa l'ammiraglio, vuol dire che va bene, se ne metto due vuol dire che no, non puoi entrare. Cose comprensibili, molto banali, ma fondamentali, no? Quindi la pratica, no? L'archeologia delle pratiche, che sono parte di una cultura del mare, questo che mi interessa sottolineare, no? Che si è perduta totalmente, di cui non si sa quasi più nulla, e questo vale anche per la sapienza pratica. Io ho cercato di fare qualche esempio di questi interrogatori, no? Per la carica come si dice, di ammiraglio, no? Del porto, che prevedevano una precisa conoscenza delle fasi lunari, delle posizioni varie, dei dromi, cioè dei riferimenti geografici, di solito campanili o evidenze, insomma, architettoniche di un certo tipo, che consentivano di orientarsi in una navigazione difficile. Ricordo a tutti, naturalmente, non solo che non c'era il GPS, ma che in questa situazione anche il punto, a parte che, come tutti sanno, insomma, fare il punto anche in mare aperto è una cosa che si è affermata nella seconda metà del Settecento, in sostanza, col un cronometro marino, quindi insomma è un'evoluzione tecnica che in parte avviene dentro questo periodo, ma comunque dentro la laguna, come dire, questo tipo di strumenti era assolutamente inutile, in sostanza, cioè, bisognava avere una navigazione a vista per orientarsi e conoscere poi naturalmente anche il terreno. Ecco, io vado molto fiero, più forse di questo, vorrei dire, di questa capacità del fare storia, di recuperare, ecco, cose perdute, che però hanno un senso se come dire, declinate tutte insieme. E forse il senso finale è quello al quale poi Marcello mi invitava all'inizio, cioè il confronto col presente. Io non ho fatto un libro per insegnare qualcosa al presente. Il presente ha problematiche tecniche, umane, sociali, economiche molto molto diverse, però è intrigante questo aspetto della specularità dei problemi, cioè quello che nel Settecento era il problema fondamentale, cioè l'interramento in sostanza delle bocche di porto e in parte anche dei canali lagunari, oggi si è trasformato nel suo esatto contrario, cioè l'eccesso, potremmo dire, di apertura, la lenta trasformazione almeno in parte in mare aperto dello spazio lagunare. Allora forse conoscere queste cose, come ho scritto, magari ci aiuta un po' anche a riflettere su quello che si sta facendo ora, sui problemi, senza, voglio dire, entrare in inutili polemiche che oltretutto non mi spettano, però è evidente che leggendo poi le carte antiche, le carte di età moderna, e guardando alle mappe si scopre facilmente come tutto sia cambiato e che un certo tipo di problematiche forse ci aiutano a ragionare un po' meglio sui problemi dell'oggi, no? Mi ricordo che uno dei miei studenti, siccome poi da un paio d'anni ho fatto anche un seminario su questi temi nel mio corso di storia di Venezia, appunto chiedeva lumi e spiegazioni in questa direzione, chiedendo a me allora cosa succederà, come. Ho detto no, io francamente non lo so, però possiamo vedere quello che è l'oggi, quello che era invece il passato, non solo dell'ecosistema ma anche delle pratiche marittime, intendo, no? Oggi, voglio dire, pestare con una nave sul fondo non è un grosso problema, perché basta dare motore, insomma, si passa, magari sollevando tonnellate di sabbia. All'epoca invece rischiavamo di perdere
il carico e magari anche il bastimento. Quindi ci sono questioni, voglio dire, che forse ci aiutano a ripensare un pochino, o perlomeno a riflettere con un minore appiattimento sul presente, perché quello che in fin dei conti la storia insegna sempre è quello che studiando in qualche modo delle fasi, non dico genetiche, ma precedenti, possiamo illuminare un pochino meglio quelle che sono le realtà del presente. Io credo che sia utile, no, Marcello, anche in questa direzione, un pochino, cioè non, ovviamente nessuno risolve i problemi idraulici della laguna studiando i 700, però forse qualche elemento di comprensione in più penso forse di averlo fornito. Io non lo so, vi lascerei se avete qualche domanda magari cattiva, non so quanto tempo abbiamo, Marcello. Ancora una decina di minuti, però a volte dicevo, tu hai chiuso, in fondo riprendo uno spunto che ha dato Guido nel suo intervento, cioè facendo storia dell'ambiente, far vedere una storia lunga dell'ambiente aiuta anche oggi, perché sono questioni che ancora oggi ti trovi a governare, certo in un contesto assolutamente differente, l'abbiamo visto col canale di Suez, no? Si è incagliato le più grandi navi, dopo 2 giorni si è risolto il problema con tutti i danni che questo può aver provocato ovviamente al sistema del canale. Ora, io non riesco a leggere nei commenti se c'è qualche domanda, non so se qualcuno riesce ad aprire. Io ce l'ho lì ma non vedo commenti. Ecco, allora direi a Guido e a Luca se hanno vogliono riprendere qualche tema, tornare, così diamo a Walter occasione per fare poi un'ultima considerazione. Non so, Guido, Luca? No, direi che insomma, Walter ha poi esplicitato in maniera molto chiara anche la sua scelta e le sue scelte, e quindi sì, io personalmente non avrei da aggiungere altre cose. Luca forse vuol dare altri compiti per il futuro, quando finirà questo maledetto incarico che la sorte gli ha affidato, la cattiva gli ha affidato. Non so, Luca, vuoi dargli qualche altro? Hamburgo va bene, Gola va bene, forse non so, Alessandria d'Egitto, non so. No, direi che no. Mi sembra interessante la pista che lo stesso Walter ha proposto, cioè lo sfruttare poi per la questione del movimento portuale la sanità, che è un po' quello che tradizionalmente ormai si è sfruttato per anche gli studi su Marsiglia, ma anche quelli che abbiamo fatto qui a Genova, ma fin dagli anni 70, no? Fin dalla quella che io chiamo la prima storiografia marittima genovese, quella interessantissima dei primissimi anni 70. Quindi indubbiamente quello è già un tema di ricerca molto complesso e molto, molto interessante. No, non ho altri compiti, ci mancherebbe. Semplicemente ricordare quella accenno che faceva Walter, in fondo l'uso delle fonti per chiarire problemi anche etimologici, no? Cioè, filologia, a cosa può servire anche una ricerca d'archivio, no? Perché tu dicevi di pratiche, no? Scomparsi, ma anche parole, no? Recuperare il senso e significato di parole che avevano un senso ben preciso, no? Nel contesto. In fondo siamo a 200 anni fa, 300, non siamo molto lontani. Tra l'altro ci sono dei termini, Marcello, in quel documento che poi ho riportato in appendice sulla costruzione di questa imbarcazione, che nemmeno gli esperti di oggi di questioni, come dire, di imbarcazioni veneziane sono riusciti a decifrare, cioè abbiamo anche dei punti di domanda, poi in senso generale si capisce, però alcuni termini utilizzati sono assolutamente incomprensibili, non ci bastano nemmeno i vocabolari, né quelli classici né quelli un pochino più diciamo tecnici sulla questione dell'epoca, per capire, perché poi si tratta di termini utilizzati dai pratici del periodo, quindi maestri d'ascia, insomma. Questo ci taglia fuori da un vocabolario, no? Da un vocabolario, penso alcuni di dizionari in termini tecnici, no? Che
sono fatti a metà dell'Ottocento. Ma questo ci taglia fuori da un vocabolario che è il vocabolario degli attori sociali dei metà Settecento. Questo Sì. è incredibile che sia scomparso in 2 secoli e mezzo, insomma, questo è scomparso. Che le pratiche cambiano, ma questo colpisce, insomma, cioè, quando ti scompare la parola ti scompare la pratica, che Sì. tu non capisci la pratica a cui si riferisce. Perché le due cose vanno assieme, no, Marcello? C'è il declino di un'attività di un certo tipo e si porta dietro, benché l'ambiente sia lo stesso, benché la cantieristica veneziana esista ormai ridotta al lumicino tutt'oggi, però ciò nonostante... Solo per turisti, i famosi squero, no, lo squero che c'è lì ormai dove si va a bere l'aperitivo, ormai è soltanto per dire andiamo allo squero, vuol dire andiamo a bere l'aperitivo. Sì. Vedo ma che colpisce che la parola scompare, tu non capisci più una pratica, no? Che pure ha segnato la storia del porto veneziana, insomma. Certo, ma questi sono, infatti io sono molto, molto orgoglioso di recuperare, voglio dire, spezzoni, perché poi in realtà sono spezzoni di una società che comunque aveva, no, una sua logica, una sua centralità. C'è un commento che riporta Emiliano Beri, vedo, di Lella Alessandrini, che io non conosco, dice di essere molto interessata ai traffici Lisbona-Venezia nel Settecento, che sono intensi. Allora suggerirei, penso alla dottoressa Alessandrini, di scrivermi, tanto mi trova ovunque, di leggere magari volume, ovviamente, prima di tutto, e poi magari di scrivermi per questioni specifiche. Sono sempre molto disponibile, anzi sono felice se anche io penso che sia una giovane, immagino, ma comunque non ha importanza anche se non lo fosse, ma comunque sono sempre felice di corrispondere e di lavorare, insomma, assieme agli altri su cose che ci interessano, certamente. Quindi la invito, se è ancora in diretta, la invito a scrivermi tranquillamente, senza problemi, ovviamente. Scusate, come diceva Marcello, dei commenti. Prego, dicevi? No, come dicevi tu, siamo una comunità coesa, diciamo così, che almeno sul piano della ricerca, no, cerca sempre di dare il meglio, devo dire, insomma, nella mia esperienza recente devo constatare che, lo dico così per quelli che ci stessero ascoltando ancora, che la modernistica italiana continua a lavorare bene, che anche nei più giovani c'è una forte impegno, e che tutto sommato il livello è molto alto delle ricerche, a volte appunto forse anche un po' troppo specialistico per certi aspetti, ma il livello è molto alto, quindi le nostre capacità di studio e di ricerca sono ancora intatte, non c'è dubbio da questo punto di vista. Detto da un osservatore così partecipe come sei tu in questi 2 anni, è una bella nota di ottimismo che va al di là della consolazione proprio di grande ottimismo. Io ringrazio di nuovo Guido Candiani, Luca Robasso, ovviamente Walter. Ricordo agli amici della Fondazione che noi torneremo sul canale YouTube della Fondazione sabato mattina, perché a Vicenza è in presenza questa volta, per la prima volta torniamo in presenza dopo quasi un anno. Discuteremo i 2 volumi editi al Consiglio regionale del Veneto per i 50, ricorderemo con ritardo i 50 anni della fondazione della regione Veneto, e quindi sabato mattina chi volesse collegarsi ascolterà questa discussione sulla storia non una celebrazione banale, ma una riconsiderazione di questi 50 anni di autonomia della regione. Bene, grazie ancora, buonasera. Grazie a voi, grazie ancora Walter. Grazie a voi tutti, soprattutto. Ci salutiamo. Sì. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci.